A Vittorio Veneto è un giorno importante oggi perché stiamo inaugurando un'infrastruttura sportiva. Il merito va a questa amministrazione che ha fortemente creduto in questo progetto. Poi noi abbiamo messo una parte perché come governo, l'allora governo Gentiloni ha investito nel fondo sport e periferie tanti milioni di euro, 500 mila euro sono arrivati a Vittorio Veneto ed hanno consentito la piena realizzazione di questa infrastruttura e quindi una bella sinergia tra amministrazione centrale e comuni per dimostrare quanto l'impiantistica di base sia importante per il futuro delle nostre città e per lo sviluppo e l'educazione dei nostri figli. L'unità di missione dei 100 anni della Grande Guerra, il mio rapporto con Vittorio Veneto è veramente molto bello e molto particolare perché appunto abbiamo collaborato con altri progetti che riguardano il centenario, come è giusto che sia, della Grande Guerra e insomma ho trovato un'amministrazione, una comunità che ha voglia di fare. Quando si ha voglia di fare è sempre bello, è sempre giusto e mi fa piacere trovare persone che hanno voglia di impegnarsi e di darsi da fare per il bene pubblico. È una giornata veramente importante per noi, ma non solo per noi, ma soprattutto per le società sportive e tutti gli atleti di Vittorio Veneto, perché finalmente potranno avere una nuova pista d'atletica che ha 8 corsie, una delle poche piste d'atletica della regione del Veneto, che permetterà anche di svolgere campionati non solo regionali ma addirittura nazionali, quindi un grande risultato per noi.